Buongiorno cari amici, buon lunedì 11 dicembre. Stiamo vivendo il tempo dell'Avvento e siamo entrati nella seconda settimana di Avvento. Come siamo soliti fare, iniziamo con una preghiera di invocazione allo Spirito. Preghiamo così: O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel suo regno. Fammi riscoprire la vocazione di figlio di Dio e di fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del suo Figlio e Signore. Amen. Il brano che la liturgia ci propone in questo lunedì della seconda settimana di Avvento è tolto da Luca 5, 17-26. Ascoltiamo. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse: Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio, pieni di timore dicevano: Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Come si può capire, è un brano molto bello, un episodio molto originale. L'ambientazione di questo episodio è data dal fatto che Gesù è rappresentato come colui che insegna e insieme guarisce. E con questa doppia attività attira a sé molta gente, anche le autorità che vengono da Gerusalemme. In questo modo Gesù è presentato come liberatore dall'ignoranza e liberatore dal male fisico. Manca un altro ambito della liberazione, la liberazione dal peccato. E l'episodio che viene raccontato afferma e conferma proprio questo. Gesù è il liberatore dell'uomo,
dalla sua ignoranza, dal male fisico e dal male morale. È il vero liberatore dell'uomo. L'azione che avviene in quella casa è rocambolesca, c'è folla, eppure c'è un paziente che ha bisogno di essere curato. L'intenzione dei 4 portatori non è quella che il paralitico ottenesse il perdono dei peccati, ma semplicemente che ottenesse la guarigione della sua paralisia. C'è un eccesso di folla, non si riesce a portare avanti questo ammalato per recarlo davanti a Gesù e scogitano di scoperchiare il tetto e di calarlo nel posto dove è Gesù. Gesù è molto colpito dalla fede dei 4, perché è colpito dalla fede dei 4 che Gesù interviene, ma interviene non guarendo dalla paralisi il paralitico, ma offrendo al malato il perdono. Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora, la cosa è veramente eccezionale, non si è mai sentito che un uomo possa rimettere i peccati. Rimettere i peccati è un'azione che riguarda Dio, è competenza di Dio. È vero che la prassi religiosa del tempo comportava che una persona potesse accedere alla misericordia di Dio attraverso dei riti di espiazione oppure delle opere sociali di carità, di penitenza. Qui invece il perdono dei peccati è dato semplicemente in forza della fede e del potere che una persona ha. La contestazione è giusta, solo Dio può rimettere i peccati. Ma Gesù riprende e dice: e se Dio ha dato questo potere al figlio dell'uomo, cioè a me, ora do la prova che questo potere ha il figlio dell'uomo. Per cui Gesù intima al malato di alzarsi, lo guarisce fisicamente, confermando di avere il potere di guarire anche il peccato dell'uomo. La reazione popolare è di stupore, di meraviglia, di lode, di gratitudine. Mai si sono viste e udite queste parole, commenta la gente. Ovviamente l'interessato, il paralitico guarito e perdonato, torna a casa lodando Dio. È una pagina eloquente del Vangelo. Diremmo è una pagina cristologica, cioè che dice chi realmente è Gesù. È il Cristo, il Figlio di Dio, che da Dio ha il potere di rimettere i peccati degli uomini. Questa non è una cosa da poco, anche per noi oggi, anche se per noi oggi il senso del peccato è molto diminuito nella coscienza anche del credente. Eppure ci sono momenti della vita dove noi avvertiamo il senso del peccato e avere la certezza che Dio attraverso Gesù ci perdona, questo consola, dà forza e libera il cuore dell'uomo. Ovviamente è da ricordare che la Chiesa di Gesù vive e attua anche il comandamento di Gesù di rimettere i peccati nel sacramento della riconciliazione, per cui il perdono di Dio mi arriva attraverso il ministero di riconciliazione della Chiesa. Io ti assolvo dai tuoi peccati, dice il prete incaricato di questo. Che cosa ricavo per me da questo brano di Vangelo? Ricavo questo. Innanzitutto
rinnovare la mia fede che Gesù ha il potere di rimettere i peccati e lo ha dato alla Chiesa. E quindi da una parte cercare il sacramento della riconciliazione e come prete offrirlo volentieri il sacramento della riconciliazione. L'esperienza mi dice che fa bene al cuore dell'uomo, delle persone, sentire una parola chiara: io ti perdono a nome di Dio, sii riconciliato con Dio, vivi la riconciliazione con tutti, i tuoi peccati sono stati perdonati. È un grande dono che Dio attraverso Cristo ha fatto alla Chiesa e attraverso la Chiesa a tutti i fedeli che vogliano di questo dono farne uso. Essere perdonati, avere una parola di riconciliazione con Dio, con se stessi e con i fratelli. E così avvenga. Chiudiamo questo breve incontro con la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.